Ciao a tutti, sono Valentina dell'Atelier Braga. Benvenuti sul nostro canale YouTube. La nostra tema di oggi è la moda di Roma. Sono andata in giro per Roma e ho visto che le ragazze romane indossano la gonna con il strascico. La gonna con il strascico è un bel modello che sta bene a tutti. Oggi ve lo farò vedere. Il tessuto scelto per la gonna è un tessuto in chiffon e sotto avrà la fodera in crepe leggero. Per costruire una gonna con strascico non serve il cartamodello, è molto facile. La gonna avrà elastico in vita. Le misure da prendere sono 3: circonferenza bacino, la lunghezza davanti e la lunghezza da dietro. La prima misura è circonferenza bacino aumentata di 2 cm. La seconda è lunghezza davanti, iniziando dalla vita fino alla lunghezza desiderata. E la terza misura è la lunghezza da dietro. Si prende dalla vita fino alla lunghezza desiderata. Sulla parte davanti la nostra gonna avrà 50 cm. Sulla parte da dietro 95. Iniziamo di preparare la stoffa stirata, aperta tutta quanto per l'altezza e piegata in due. Noi abbiamo 1,20 m qua e 1,20 m. Sulla piegatura della stoffa è centro davanti. Nell'angolo giro vita. In questa parte la lunghezza da dietro. Per prima misura prendiamo circonferenza bacino divisa per 3,14. Il risultato lo mettiamo nell'angolo della stoffa. La nostra misura circonferenza bacino aumentata di 2 cm è 96 più 2 è 98. 98 diviso per 3,14 mi dà 31,2. Nell'angolo mettiamo 31,2. La lunghezza davanti 50 cm più 2 cm per margine di costura. Adesso mettiamo la lunghezza da dietro dall'angolo della vita. Dobbiamo iniziare con la misura da dietro e dalla parte di sopra della stoffa lasciare 40 cm e tracciare la lunghezza della gonna, nel nostro caso a 95 cm. Adesso trovare la metà di semicirconferenza vita e faremo una linea di orientamento per diagonale, più o meno la misura di larghezza gonna di questo punto, con la parte davanti di essere la metà. E una linea di riferimento. Poi dal punto della lunghezza gonna tracciare una linea dritta fino alla linea per diagonale. Poi da questo punto di unire con la lunghezza gonna con una linea curva.
Da questo punto unire con la linea curva. Di aggiungere la lunghezza totale della gonna da dietro. E adesso iniziamo a tagliare. Di sicuro di lasciare i centimetri per la cucitura. Ho preparato la gonna. Adesso dobbiamo preparare la cinta. Come il tessuto è in chiffon, è meglio strappare il tessuto per la cinta. Si deve prendere la larghezza che l'abbiamo messo, circonferenza fianchi più 2 cm, la stessa lunghezza della circonferenza che arriva alla vita. Abbiamo 98 cm e l'altezza di 4 cm. Sarà 1 cm per cucitura e 3 per l'altezza della cinta. 98 per la lunghezza e servono 8 cm per l'altezza della cinta. All'interno metterò l'elastico. Adesso preparo l'elastico per la gonna. Si prende circonferenza vita meno 4 cm. La gonna e la cintura all'elastico è pronto. Adesso iniziamo con la fodera. Iniziamo a costruire la fodera. La fodera si fa nello stesso modo come la gonna. Piegare la stoffa in due e nell'angolo della piegatura mettere la misura che l'abbiamo preso di prima per la vita, 31,2. Sul davanti mettiamo la lunghezza gonna 45 cm, come la gonna a 50 la fodera deve essere di meno, e tutto intorno mettere 45 e nell'angolo da dietro tracciare la linea per diagonale come abbiamo costruito la gonna. Segnare 45 cm dal punto della vita Questa è la nostra fodera. La nostra gonna ha solo una cucitura da dietro. Per prima unire la parte da dietro sulla gonna, parte esterna, e sulla fodera, parte da dietro. Poi uniamo la cintura. Per cucire la gonna in chiffon serve di fare una cucitura francese. Adesso vi farò vedere come fare una cucitura francese. Questa interno della gonna, posizionare
è di fare una cucitura a 5 mm sul dritto. Abbiamo effettuato la cucitura e adesso con i forbicini tagliare la stoffa e di lasciare solo 3 mm dalla cucitura. Ho tagliato la stoffa, adesso girare sul rovescio e di dare una cucitura a 5 mm. Prima si deve stirare per bene, piegare in due, a 5 mm un'altra cucitura. Ho finito la cucitura francese sul rovescio e sul dritto. Adesso rimane solo da stirare per bene. Passiamo alla fodera. Cucire con dritto filo e passare la taglia cuci. Ho cucito centro dietro della fodera. Ho passato con la taglia a cuci la piegatura dell'orlo e adesso girare a 1 centimetro e cucire. Ho effettuato le cuciture da dietro sulla parte esterna e sulla fodera parte interna. Adesso dobbiamo mettere la fodera all'interno della gonna, la cucitura con la cucitura, ho messo le spille. Il prossimo passo è preparare la cintura. Ho stirato la cintura, ho piegato la metà, adesso si deve unire ai lati. La metà si cucia tutta, su un'altra parte all'interno lasciare un spazio per passare l'elastico. Cucire a 1 centimetro. Dopo la metà cucire 5 mm, rinforzare, lasciare lo spazio di 1,5 centimetri e cucire poi. Aprire la cucitura e stirare e abbiamo lo spazio per l'elastico. Prendiamo la cintura con l'apertura per l'elastico all'interno, appoggiare in questo modo e questa parte della cintura tutta chiusa appoggiare sul dritto della gonna. E di mettere tutti e tre strati insieme, la cintura,
gona parte esterna e la fodera parte interna e cucire a 1 centimetro. Ho messo tutti i strati insieme, farò una cucitura a 1 centimetro, poi rifinire con la taglia a cuci. Per chi non ce l'ha la taglia a cuci, si può rifinire con una striscia di sbieco. La cucitura va effettuata dalla parte della cintura. Ho cucito la cintura, ho rifinito con la taglia a cuci e adesso mettiamo l'elastico. Prendiamo l'elastico, infilare nello spazio di prima, fare attenzione di non cucire l'elastico quando è girato, controllare che è tutto perfetto. Mettere l'elastico uno sopra l'altro a 1 centimetro e cucire. Abbiamo messo l'elastico a vita, rimane solo da fare l'orlo. L'orlo sarà fatto come orlo arrotolato. Vi lascerò sotto il link come fare orlo di alta moda. La nostra gonna estiva è pronta. Iscriviti al nostro canale se non l'hai fatto ancora e metti un bel like. Al prossimo video da Atelier Braga.